Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete». Avete sentito come inizia questo Vangelo? Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse a Cafarnao alla ricerca di Gesù. Non è difficile per noi, in questa prima domenica di agosto, capire il concetto di folla. Stazioni straripanti di persone, autostrade da bollino rosso con code chilometriche e aree di ristoro inagibili, villaggi turistici da tutto esaurito, spiagge e sentieri di montagna presi d'assalto, sono alcune delle nostre circostanze di essere folla, dove siamo alle prese con la stessa voglia di vacanza, di mare, di monti, di riposo e di vita familiare in contesti più rilassati. Non siamo più però, come al tempo del Vangelo, alla ricerca di Gesù e non siamo assillati dalla sua momentanea assenza, anche se dobbiamo dire, per amore di verità, che la folla che rincorre Gesù lo insegue per ottenere la replica del miracolo del pane gratis per tutti e non lo insegue per ascoltare l'annuncio del Vangelo di Gesù. Gesù è consapevole. La quasi totalità di chi lo cerca è perché vorrebbe risolvere alla radice il problema della fame. E, elemento ancora più sorprendente, Gesù non li giudica e nemmeno li condanna. Accoglie questa loro fragilità, la ascolta, la assume come esigenza profonda del vivere e decide, per farli crescere, di educarli, di accompagnarli a guardare in alto, per passare dalla realtà materiale a quella più vera, quella spirituale. Bello da leggere, mi direte voi. Però qui avete sentito, chi cerca Gesù lo chiama Rabbì, che significa maestro. E lui accetta di essere tale per la folla. Li prende per mano, si confronta
con la loro fame di cibo che sazia la voglia, che sazia la voglia di infinito del cuore umano, ma spiega anche a chi è disposto ad ascoltarlo, quando si parla di fame, bisogna sempre distinguere tra cibo che non dura e cibo che rimane per la vita eterna. Il meccanismo della fame e del vuoto interiore che accende la ricerca del cibo, spiega Gesù ai suoi, è sempre lo stesso. La quantità, la quasi totalità delle sostanze alimentari che ci procuriamo, però, riempiono il nostro stomaco, ma non saziano la nostra voglia di amare, di essere amati, di essere accolti, riconosciuti, sognati e perdonati. Anche perché il solo pane che sazia la nostra voglia di infinito, lo dice a chiare note il Vangelo, è Gesù Maestro, che prendendoci per mano si offre a noi come il Signore della vita. Si tratta di un'espressione forte. Riconoscere Gesù come il Signore della nostra vita vuol dire passare dalla ricerca di Gesù per i motivi più diversi. Quante volte ci ricordiamo di Lui solo quando siamo alle prese con eventi impegnativi o in difficoltà, a lasciarsi prendere per mano da Lui. Significa intuire che solo Gesù è il Maestro che con il suo insegnamento e la sua parola cambia il nostro modo di essere, di pensare e di agire. Senza dimenticare mai che Gesù non impartisce lezioni frontali teoriche per recuperare anni persi o per portarci a conseguire in modo rapido e nel più breve tempo possibile risultati che non siamo riusciti a ottenere in percorsi ordinari. Gesù è il Maestro che affianca la nostra crescita con la delicatezza di chi sa formare il nostro cuore, senza mai plagiare chi lo cerca, nel massimo rispetto della nostra libertà e dei tempi nostri di adesione a Lui. E perché la sua presenza in noi sia duratura, continuativa e rispettosa della nostra fragilità, Gesù Maestro deposita nel nostro cuore come dono il suo spirito. Perché? Dal di dentro di ognuno di noi la forza di Dio ci guidi, ci orienti e ci sorregga nella fatica del vivere. La lezione di Gesù è riuscita. Gesù spiega ai Suoi che seguirlo non comporta fare cose grandiose, ma solo credere in Lui, fidarsi di Lui, affidarsi a Lui, che è il vero pane che dura per l'eternità. L'avete sentito a chiare note nel Vangelo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Dio ha mandato. Ed ecco la finezza dell'Evangelista. I suoi discepoli, guidati dallo Spirito, non lo chiamano più Maestro, ma Signore. E gli formulano, se avete sentito alla fine del Vangelo, la richiesta che può diventare la nostra preghiera in questa prima settimana di agosto. Signore, dacci sempre questo pane. Un pane che non si può comperare e che nessuno vende, ma che ognuno di noi può accogliere in dono dallo Spirito Santo, che nel segreto della nostra coscienza e con l'aiuto del Vangelo ci aiuta a uscire dalla folla per incontrare
in modo personale e vivo Gesù risorto, vero e unico Signore della nostra vita. Buon mese di agosto. Caro Gesù, i miei genitori sono andati a Cafarnao con un pellegrinaggio organizzato dalla nostra parrocchia. Dicono che è stato un viaggio bellissimo, anche se, lo ammettono, si sono aggregati solo perché c'erano gli amici e gli zii. Come è scritto nel Vangelo di oggi, non cercavano te. Volevano fare una bella esperienza insieme, come chi ti cerca perché tu dai il pane gratis. Però, poi, tu li hai trovati. I posti, la guida, la preghiera, tutto è stato perfetto, hanno detto. E il viaggio è diventato una grande scoperta di te e del tuo Vangelo. Papà dice sempre che la traversata del lago iniziata da Cafarnao è stata molto bella. Ti prego Gesù, diventa tu per me e per tutta la mia famiglia il pane che ci fa stare bene e che ci toglie la fame di cose inutili. Grazie Gesù.